Ore 13, buongiorno, ben ritrovati in diretta come ogni giovedì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande, quindi ricordatevi 0422 1626 798, tra pochissimo incominceremo a sentire le vostre domande, iniziate a prenotarvi, anche perché oggi parliamo di agevolazioni per la casa, quindi tema molto interessante e lo facciamo insieme a Monica Giomo che è direttrice dei servizi Treviso SRL, buongiorno Monica, ben trovata, Giuliana Maffei, responsabile fiscale servizi Treviso SRL. Buongiorno. Così come Graziano Basso. Buongiorno. Ciao Graziano, ben trovato. Il nostro computer, tra pochissimo, quindi le risposte, le più complicate come sempre per quanto riguarda le domande. Oggi parliamo di agevolazioni per la casa, tra l'altro ricordando che mancano 8 giorni? Mancano 8 giorni. Al Big Bang. È importante, cioè per cosa? A uno dei primi. Per cosa? Il pagamento di mutasi. Esatto, che scade il 16. Esattamente. Ricordatevelo, 0422 1626 798. Quante cose abbiamo da dire, Monica, insieme oggi? Sì, allora noi volevamo affrontare infatti nella giornata di oggi il tema della casa, sia per quanto concerne i proprietari ma anche chiaramente chi è in affitto, cercando di dare come sempre alcune informazioni molto utili rispetto a quello che diciamo è la possibilità poi in sede di dichiarazione di detrarre eventualmente le spese proprio inerenti al fatto di magari sottoscrivere un contratto di mutuo, e con Graziano insomma cercheremo di sviscerare un po' tutti i vari passaggi, così come magari le possibilità anche attraverso l'ISEE, guardo Giuliana, di poter usufruire di una serie di sconti e benefici sempre appunto inerenti la casa. Io ricordo naturalmente rispetto alla casa che appunto Graziano diceva il 16 è uno dei primi adempimenti, voglio dire, per quanto concerne il pagamento dell'imposta IMU e TASI, eventualmente per chi naturalmente ancora ci rientra, ricordando che il pagamento viene fatto tranquillamente presso gli uffici postali o le banche utilizzando il modello F24. Noi chiaramente lo predisponiamo a tutti coloro i quali sia durante il momento della compilazione della dichiarazione 730 o unico che sia, oppure anche perché hanno necessità solo della predisposizione appunto del calcolo dell'IMU-TASI, lo facciamo come servizio. Una cosa che mi preme sottolineare per evitare naturalmente che magari ci possano essere disquisizioni con chi ci richiede il servizio è questo: siccome è un'imposta di fatto che viene versata anche alle casse appunto del comune, giustamente i comuni sappiamo si attivano in autonomia per poter erogare questo servizio, tanto quanto eventualmente gli addetti del mestiere, quindi noi CAF piuttosto che eventualmente commercialisti o quant'altri. Chiaramente prima di andare a predisporre un modello di pagamento per diciamo, questa imposta, noi sottolineiamo al cittadino che abbiamo davanti se si vuole informare presso il comune dove ha ubicati eventualmente gli immobili se lo stesso gli offre questo servizio. Sì. Perché? Perché sappiamo che da quando è entrata insomma, in vigore l'imposta, appunto molti comuni spediscono anche a casa i diciamo, documenti che servono appunto per effettuare il pagamento, quindi per evitare insomma, che noi eroghiamo a tutti così indistintamente il servizio, è giusto insomma, che il cittadino si informi presso il proprio comune naturalmente se lo stesso offre questo tipo di servizio. Ricordo inoltre che sempre inerente appunto all'IMU-TASI c'è anche, ma poi magari Graziano lo ricorda, un altro adempimento che è quello del 30 giugno, vero Graziano, per coloro i quali hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU-TASI, perché qua dichiarazione dei redditi, dichiarazione ISEE, cos'è la dichiarazione IMU-TASI? IMU-TASI è la dichiarazione, poi sentiamo la telefonata. È la dichiarazione che serve per poter attestare al comune che l'anno precedente si è usufruito di un'agevolazione. Praticamente l'anno scorso c'era il beneficio dell'abbattimento al 50% per gli immobili dati in uso gratuito al figlio o al genitore. Siccome questa è una riduzione di imposta, bisogna certificare con l'adempimento della dichiarazione IMU-TASI praticamente che si è pagata meno imposta nell'anno precedente. Nel caso non si adempia a questa dichiarazione,
il comune può sanzionare il contribuente. Tipo anche chi ha fabbricati dati in locazione a canone concordato aveva beneficiato l'anno scorso, poteva beneficiare l'anno scorso del 25% di riduzione dell'imposta dovuta, a patto che nel 2017 poi presentasse la dichiarazione in mutasi. È un adempimento meramente formale, dichiarativo, è l'equivalente delle dichiarazioni, di un'autodichiarazione delle condizioni, sussistenza delle condizioni per avere l'agevolazione. Quindi il proprietario che ha una casa che dà in canone concordato deve comunque fare questa dichiarazione entro il 30 giugno? Entro il 30 di giugno, perché se ha usufruito nel calcolo dell'IMU della riduzione d'imposta del 25%, bisogna fare questo tipo di comunicazione, fatto salvo che il comune non abbia stabilito che sia sufficiente un'autodichiarazione, però bisogna verificarlo sempre col comune di ubicazione. Certo. Allora, telefonata, pronto? Buongiorno. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto? Buongiorno, prego, tocca a lei. Buongiorno. Buongiorno. È in onda, Pronto? dica. Pronto? Sì, ci faccia questa domanda, la prego. Sì, buongiorno. Sono un inquilino nelle case popolari. Sì, noi la sentiamo pochissimo, se può parlare più forte. Sì, sono un inquilino delle case popolari dell'Arte. Sì. Volevo sapere come mai vengono assegnate le case popolari agli stranieri quando che questi stranieri non hanno versato un centesimo nel nostro Stato italiano, visto che i nostri figli fanno fatica a trovare casa e anche concorrere a un bando per un alloggio delle case popolari. Certo, La ringrazio e buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Allora, ragazzi, solo se riuscite a alzarci un po' le telefonate perché le sentiamo bassissime noi. Intanto non è questo tema, diciamo, della puntata, però come ha ricordato ci sono delle graduatorie, quindi poi dipende ovviamente dai punti che si hanno in questa graduatoria. So che sono certo le amministrazioni vi risponderanno che non hanno la maggioranza delle case, ma non lo hanno perché nella storia sono più gli italiani ad aver ottenuto una casa rispetto agli stranieri. È vero anche che nelle ultime assegnazioni probabilmente la componente straniera invece è maggiore, ma nel totale, diciamo, non è così. L'impressione in questi casi però per molti, soprattutto chi ha bisogno, è questa e può infastidire, come abbiamo sentito forse da questa telefonata. Dipende dalle graduatorie, sono stabilite dalla regione e l'ATER dipende dalla regione. Sì. Professore, ho risposto giusto? Promosso? Sì, promosso? Pieni voti? Pieni voti addirittura. Sì, poi diciamo magari a qui ci possiamo collegare sul fatto, sì, chiudendo con la questione ATER e alloggi, chiaramente, che la cosa che possiamo suggerire è sempre quella di magari informarsi su quelli che possono essere comunque i diritti che eventualmente possono essere in qualche maniera resi esigibili e quindi richiesti anche da parte nostra, cittadini italiani, perché sovente magari i cittadini stranieri, mi permetto di dire che rispetto all'esperienza che abbiamo noi presso le nostre sedi, sono molto informati, cioè non dico che ogni giorno va in comune per chiedere se ci sono contributi, sconti o quant'altro. E c'è un grande passaparola tra loro. Sì, esattamente, sì, esatto, tendenzialmente cosa che magari un po' da parte nostra manca, quindi il nostro impegno, a parte questa piccola spazio che comunque per noi è importante in trasmissione, nelle nostre sedi il nostro servizio verso i cittadini è anche questo, comunque di poter dare questo tipo di informazioni e nel momento in cui, faccio un esempio, arriva qualcuno che attraverso appunto la compilazione dell'ISEE ci chiede uno sconto nella bolletta del gas, se ha il limite ISEE che gli consente di prendere anche il beneficio Paratelecom, il bonus dell'acqua, noi gli diciamo guardi, siccome non costa niente, che femo tutto in modo tale che qualcosina magari, anche se ISEE 10 euro, vuol dire un minimo sconto sulla bolletta, comunque lo porta a casa. Telefonata ancora, pronto? Buongiorno, Nadia da Treviso. Nadia, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere al signor Graziano. Io l'anno scorso ho fatto il contratto con mio figlio dato in comodato uso e l'ho registrato all'ufficio registro. Certo. Dopo sono andata nell'ufficio dell'IMU Tasi e mi hanno fatto una carta imposta municipale propria, dichiarazione 2016. Sì. E praticamente dove è scritto che ho dato incomodato uso. Adesso questa dichiarazione che ho sentito parlare
devo farla comunque anche quest'anno? No. La dichiarazione va presentata una volta sola. Molto probabilmente quando lei è andata a presentare i requisiti che le appartenevano per avere la detrazione, il Comune ha preso la palla al balzo per fargliela fare subito, in modo di non andare in sanzione quest'anno se non l'avesse presentata. La dichiarazione in mutasi praticamente va presentata una volta sola e dura negli anni fin tanto che perdura quell'agevolazione o quella situazione particolare per cui viene calcolato l'IMU Tasi. Dal momento in cui cambia, l'anno successivo al cambiamento, lei deve produrre una nuova dichiarazione in mutasi. Perché in questo io caso, il contratto l'ho fatto a tempo indeterminato, praticamente se cambia qualcosa del Comune devo rifarla sì, questa dichiarazione, sì, e se no rimane quella che ho fatto l'anno scorso. Certo, è definitiva. Si pensi, si figuri che addirittura ci sono tanti comuni che per esempio nelle condizioni normali di abitazione principale hanno fatto una dichiarazione all'epoca ICI nel 1993 e ancora vanno avanti con la dichiarazione ICI del 1993 perché non è mai variata la loro situazione. Per cui Va bene. una volta quando cambia. Arrivederci. Grazie Nadia, buona giornata. Arrivederci. Una cosa, visto che prima parlavamo degli alloggi ATER, vuoi dire tu della detrazione, visto che ci siamo, degli alloggi sociali? Sì, no, in merito appunto ci allacciamo al discorso che ha aperto il signore sugli alloggi sociali, noi facciamo tutto un altro discorso però. Certo. Quello che ci compete effettivamente che è praticamente la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, che sia 730 unico. Allora, per i soggetti, i cittadini che risiedono in alloggi sociali c'è la possibilità di usufruire di una detrazione, okay, che va dai 450 ai 900 euro e in base al reddito che il soggetto ha, fino ai 15.000 euro di reddito, 15.000 rotti, 15.300, 15.400, la detrazione di 450. Dai 15.000 rotti e 30.000 la detrazione è, no, il contrario, 900 sotto i 15 e 450 dai 15 ai 30. E comunque ci sono tante altre detrazioni per cui i soggetti che sono in affitto possono usufruire. Beh, ad esempio chi usufruisce normalmente chi ha un contratto d'affitto per abitazione normale può avere, sempre mantenendo gli stessi requisiti reddituali, cioè i 15.000 e i 30.000, una detrazione di 150 o 300. Poi una cosa importante per quel che riguarda le detrazioni per i canoni d'affitto è che se io sono incapiente, è molto importante perché a volte qualcuno non fa la dichiarazione dei redditi, per cui si perde questi soldini, che comunque 150, 300, 900 sono sempre belle cifre, perché sono incapienti. Okay? Per cui ne abbiamo parlato tante volte, il discorso dell'incapienza, gli incapienti sono quei soggetti che non hanno pagato tasse. Perché ricordiamo, perché tante volte uno dice ma perché io non recupero? Perché non è che lo Stato dà dei soldi a prescindere, restituisce delle tasse che il soggetto ha pagato. Quindi per i soggetti incapienti c'è la possibilità di vantare un credito d'imposta. Quindi se io ho un contratto d'affitto per abitazione principale normale, quello con la detrazione dei 300 euro, e sono incapiente, mettiamo che ho un reddito di 7.000 euro, non è che perdo i miei 300 euro. Usufruisco comunque di questo credito, me li danno comunque questi 300 euro. Lo stesso, allora noi da 2 o 3 anni che c'è questa possibilità di avere la detrazione per gli alloggi sociali ATER e tantissime persone purtroppo hanno un reddito basso di solito, chi è negli alloggi, e non facevano dichiarazione dei redditi. E noi stiamo spingendo da questa parte a fare comunque questa dichiarazione, sì, perché poi si può recuperare 900 qualcosa. euro, Certo, sì, sono bei soldi. C'è un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, io vorrei fare una domanda, non lo so a chi di dovere, insomma, dei tre. Vediamo. Io ho diversi anni che sono sola, sono proprietaria di una casa. Sì. Però io nel giardino di questa casa avrei un deposito dove mio marito teneva un po' di ferramenta, una cosa del genere. Io vorrei tirarla via, in comune mi ha detto che non posso farlo perché è messa nel catasto. È vera questa cosa? Cioè lei cosa vorrebbe fare di questo deposito, signora? Volevo tirare via tutto e fare un po' di giardino. Cioè abbatterlo, perché, diciamo. Perché ho già il garage bello grande, cioè questo non mi servirebbe.
vorrebbe abbatterlo. Quindi... Sì, dipende se è censito, ma magari sì, Se è non so censito bisogna vedere dal punto di vista tecnico come gestire la cosa, perché se l'immobile è censito sicuramente affidandosi a un buon geometra, a un tecnico che la può seguire, può anche chiedere l'abbattimento dell'immobile praticamente. Poi bisogna vedere come verrà gestita la superficie, se verrà comunque ricondotta a giardino perché ha la metratura tale che sia giardino, a meno che non le rimanga una quota di area scoperta superiore ai 2500 metri, per cui potrebbe essere classificata come area edificabile. Là è una valutazione che deve fare col suo tecnico. Se eventualmente avesse bisogno comunque di un tipo di consulenza da questo punto di vista, sappia che dal punto di vista fiscale siamo a disposizione, magari provi a prendere contatto con un tecnico, successivamente con noi vediamo di sistemare la posizione fiscale, possiamo anche consigliarla in base anche alla risposta che poi viene ottenuta. Comunque sempre tramite abilitazione comunale si può fare una cosa del genere, bisogna presentare un permesso e tante altre cosine magari per poter sistemare la posizione. Di sicuro non può... Se io di questa cosa non mi serve, non ne faccio niente, non posso tirarla via. Ma deve prima chiedere il consenso e bisogna prima chiedere il consenso, perché comunque è un bene imponibile per le imposizioni comunali. È messa nel catasto. Infatti, e di conseguenza è imponibile dal punto di vista catastale. Poi bisogna vedere la categoria di riferimento e anche se è pertinenza o meno dell'immobile, perché ci sono un po' di cosine. Eventualmente, se ha modo di passare presso i nostri uffici, vediamo com'è costituita, abbiamo anche i nostri tecnici che seguono le successioni, che hanno una buona esperienza anche dal punto di vista catastale, quello che può essere tecnico. Se io vengo da voi perché io volentieri, se vuole passare, fissare un appuntamento da tanti anni, perché mi fate tutte voi i casamenti quando scade. Se vuole fissare un appuntamento specificando che è una consulenza dal punto di vista catastale, ci sono i nostri tecnici provinciali che la possono seguire. Grazie signora, buongiorno. Ci fermiamo per un minuto di pubblicità e poi altre novità. A tra poco. Ore 13 insieme alla CGIL risponde, parliamo di casa, quindi ho visto arrivano diverse telefonate, approfittate nel 0422 1626 798. Graziano, adesso tocca parlare un po' di mutui, anche perché ci sono delle agevolazioni anche su questo, quindi poi lo ricordiamo. Beh, c'è stato un ritorno con i nostri flussi che abbiamo durante l'anno con la dichiarazione di redditi, abbiamo visto che dopo una flessione degli anni della crisi per cui le banche non davano più mutui, dall'anno scorso c'è un nuovo ritorno al credito per poter acquistare l'abitazione principale, anche perché... Anche al 100%? Che io sappia alcuni sì, e anche un po' di più alle volte, per se dai buoni capitali in garanzia anche un po' di più. Il discorso è questo, che praticamente con il ritorno un attimino alla normalità e alle agevolazioni date in sede di finanziaria per l'acquisto dell'abitazione principale, un po' si è mosso il mercato dal punto di vista immobiliare e di conseguenza ha agevolato l'acquisto dell'abitazione principale per tutte le persone. Innanzitutto, quando parliamo di mutui e parliamo di acquisto di abitazione principale, dobbiamo dividere le due cose, perché quando andiamo dal notaio e compriamo una casa, il notaio parla di requisiti prima casa. Se io vado dal notaio e firmo un contratto di mutuo per acquisto abitazione principale. I requisiti prima casa e l'abitazione principale non coincidono, nel senso che se io nel contratto di contratto di acquisto voglio avere l'agevolazione sull'imposta di registro se compro da privati, oppure l'agevolazione dell'IVA al 10% per l'acquisto da un imprenditore, praticamente posso avere due modalità diverse per stabilire la residenza, nel senso che per quanto riguarda il mutuo devo stabilire e avere l'agevolazione del mutuo, posso avere l'agevolazione solo se porto la residenza nell'abitazione acquistata che è oggetto di mutuo entro 12 mesi dal contratto di mutuo. Invece per avere le agevolazioni prima casa devo avere 18 mesi e nel comune, non nell'abitazione, nel comune di ubicazione dell'immobile, per cui tante volte quando si va al notaio, il notaio dice va bene, hai 18 mesi di tempo per poter stabilire la residenza, però perdi il mutuo, per la detraibilità del mutuo, e quello non si può più sanare una volta trascorsi i 12 mesi, e sono proprio a giorno calcolati 365 giorni, per cui la prima cosa bisogna verificare.
Poi il notaio fa sottoscrivere una serie di atti all'interno dell'atto stesso, di dichiarazioni sotto la forma di atto sostitutivo di atto notorio, nella quale praticamente il contribuente o colui che va ad acquistare dichiara che non ha possesso di nessuna, neanche per quota, di un immobile all'interno del territorio nazionale, nello stesso comune, che praticamente sono tutte, che per esempio guarda il regime patrimoniale se i due soggetti sono sposati, se il bene deve ricadere in comunione oppure deve essere esterno alla comunione dei beni legata al matrimonio, in quanto magari è stato acquistato con beni personali. Si va a vedere se precedentemente si era possessori di una casa e si è rivenduta entro un anno, perché ad esempio si può scontare l'imposta di registro o avere un credito d'imposta per l'IVA pagata sull'abitazione precedente sull'acquisto relativo a questa abitazione, per cui posso scontarmi delle imposte. Ma non posso vendere una casa dopo un anno, non intendi un anno dopo l'acquisto? Anche dopo un anno dopo l'acquisto, hanno aperto questa possibilità già dall'anno scorso. Praticamente cosa succede? Io sono proprietario di una casa, ho usufruito dei requisiti dell'abitazione principale e i requisiti prima casa all'acquisto del 2000, supponiamo. Vendo questa casa, l'anno scorso ho venduto questa casa, sono andato dal notaio, ho comprato una casa da un costruttore. L'imposta di registro che ho pagato nel 2000 non posso scontarmela direttamente dall'IVA che pago adesso al costruttore, ma posso metterla in dichiarazione dei redditi considerando l'imposta già pagata. Per cui mi torna indietro l'imposta di registro legata all'acquisto della prima casa del 2000 e sono bei soldini, perché questi arrivano, supponiamo che uno abbia pagato 5.000 euro di imposta di registro, adesso pago 10.000 euro di IVA, tutti i 5.000 euro di imposta di registro mi tornano nella mia dichiarazione dei redditi, direttamente cash a luglio, agosto, a seconda diciamo che... per i tempi, sì. Ecco. Chiaro. E questo è molto importante perché ho i requisiti prima casa nel primo atto, i requisiti prima casa nel secondo atto, certo, e la cosa si trasla. Allora, telefonata, pronto? 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 Prego, buongiorno, tocca a lei. Sì, salve Pasetto. Niente, ascolti, io volevo farle una domanda riguardo. Io e mia moglie abbiamo la divisione dei beni. Io ho un appartamento e lei ne ha un altro. Sì. Se non che io abito in città, lei abita fuori città. Vogliono quest'anno che pago l'IMU. È giusto o non è giusto? Non vivendo insieme, avendo la separazione dei beni e avendo io la residenza là e lei qua, con tutte le bollette, con tutte le utenze. Io sono disabile, dove abito io ho l'ascensore, dove abita mia moglie non è comodo per me. È giusto che io... Posso fare una domanda? Sì. Dove abita la moglie? È nel suo stesso comune? No. Beh, in teoria non dovrebbe, non possono chiedergli di pagare l'IMU, perché il problema è neanche la Tasi, per lo stesso motivo che io le ho fatto questa domanda solamente per questo motivo. Se io mettiamo io e Monica siamo sposati, abbiamo io la residenza a Treviso e lei in via Roma e lei ce l'ha a Treviso in via Dandolo, essendo nello stesso comune solo una casa può essere abitazione principale, per cui per una delle due dovrò pagare l'IMU. Dovrò pagare l'IMU e la Tasi eventualmente, se il comune l'ha definita. Nel suo caso, ovvero che ci medesimiamo, io abito a Treviso, Monica abita a Roncade, per entrambi vige che siamo esenti dal pagamento dell'IMU Tasi, se residenti in quelle case, perché sono in comuni diversi, salvo che l'accatastamento di queste case non sia una 1, A8, A9, che sono delle case di lusso. È in debita questa richiesta. Però, mi scusi, lei ha la residenza nel suo appartamento, nella sua casa, e sua moglie nell'altra casa? Sì, in comuni diversi. Ecco, il domicilio... Perché l'importante è che coincidano residenza e domicilio per l'IMU e la Tasi, perché devono sempre coincidere. Mentre per la dichiarazione dei redditi si può avere un domicilio diverso,
Per l'IMU e la TASI, per non essere imponibili, per cui per essere esenti, bisogna avere residenza e domicilio coincidenti nello stesso posto. È così? Cioè lei ha residenza e domicilio nella sua abitazione, sua moglie residenza e domicilio nell'altro? Non ho mai spostato, io abito là, lei abita qua. E allora la richiesta è illegittima. Se ha bisogno provi a passare o in comune o presso i nostri uffici, vediamo la sua condizione, ma sicuramente questa è una richiesta illegittima in questo caso. Se questi sono i presupposti è illegittima. Deve far presto appunto, perché sennò sono 8 giorni, diciamo, a scadenza. Sì, infatti, sì. Va bene, grazie, buongiorno. Siamo sempre a disposizione per aiutare. Eventualmente vediamo se ci sono altre agevolazioni di cui lei può fruire col comune. Arrivederci. Buona giornata, grazie. Arrivederci, buongiorno. Giuliana, approfittiamone invece per le giovani coppie, agevolazioni? Sì, è una detrazione nuova per il 2016 che forse andrà già a morire per il 2017. Dici perché non... Ma non ci questo sono che soldi, si sente, penso no, che non ne parlano, non ne parlano. Definitiva. Okay. Si rinvia di anno in anno. Non hanno stanziato fondi, accantonato fondi per questa cosa. E praticamente per le giovani coppie che si sono sposati, allora giovani coppie sotto i 35 anni, intendono giovani sotto i 35. Vabbè, perché guardi... 36 non si è più giovane. Beh, insomma, quello dipende dai punti di vista, diciamo, però no. Noi tre almeno siamo già troppo vecchi. Ok? Per, il legislatore. Per le giovani coppie sotto i 35 anni, ok? Almeno uno dei due deve avere il requisito dei 35 anni, ok? Soddisfatto nel 2016, possono usufruire giovani coppie sposate nel 2016 oppure giovani coppie conviventi che siano in grado di dimostrare che sono almeno 3 anni nel 2016 che convivono. Quindi da almeno 3 anni conviventi. Che convivono, i conviventi 3 anni coniugati 2016, ok? Che hanno acquistato una casa nel 2015 o 2016 possono usufruire di una detrazione sull'acquisto dei mobili fino a 16.000 euro. Ah, però. Sì, è abbastanza semplice come detrazione, basta che vengano rispettati questi requisiti. Okay? Fino a 16.000 euro? 16.000 euro, quindi 50% sull'acquisto dei mobili, praticamente si detraggono 8.000 euro di mobili. 800 euro l'anno è la detrazione. Sì. 800 euro l'anno, sono 37 non è male. già sono fuori. Però... No, l'unica cosa che ho già visto andando in giro a aiutare le colleghe per le zone, allora i 35 anni può essere anche solo uno dei due che ha il requisito dei 35 anni, però mi è successo di 2 o 3 casi, deve essere quello che acquista l'immobile. Perché di solito, non so, mi è successo di 2 o 3 casi in cui l'uomo, di solito l'uomo ha qualche anno in più, l'uomo ha acquistato l'immobile. Mi è successo 2 o 3 casi. Sì, vabbè, però si mantiene bene, insomma. Si manteneva benissimo, magari se lei aveva 15 anni in meno, ancora meglio. No? Esatto, per quello si mantiene bene poi. Se è lui che acquista l'immobile, quello che ha superato i 35 anni, non si può usufruire di questo. Deve essere o tutti e due, e anche se uno ha 34, l'altro 37 va bene, o se no deve essere necessariamente quello sotto i 35 acquistare l'immobile. Ad acquistare l'immobile, certo, e quindi ad avere questa agevolazione fino a 16.000 euro, abbiamo detto, per l'acquisto dei mobili. È una bella detrazione. Bene, allora ci fermiamo, c'è un'altra pubblicità, poi altre novità insieme, vi aspettiamo. Ore 13, torniamo in diretta, agevolazioni casa, dunque 0422 1626 798, discutevamo di varie cose durante la pubblicità che diremo tra poco. Surroga e rinegoziazione del mutuo? Sì. Allora, questa è la possibilità che è stata data da anni ormai, che alcuni sfruttano, alcuni magari non sanno che c'è, diciamo che cos'è praticamente. La surroga praticamente è la possibilità che viene data gratuitamente di cambiare banca in seguito alle variazioni delle condizioni contrattuali. Praticamente se la banca mi applica un tasso di interesse elevato per il mio mutuo oppure mi applica uno spread più elevato, comunque le condizioni sono più peggiorative rispetto alla banca B, mi è data la possibilità di prendere il mio mutuo, spostarlo nella banca B, tutto gratuitamente. L'importante è che quando faccio questo spostamento io non vado a toccare il debito residuo, nel senso che non vado a toccare quello che è il capitale chiesto a mutuo. Se avevo chiesto 100.000 euro e intanto ne ho rimborsati 20.000, mi rimangono 80.000 da versare, io devo prendere il mutuo così e trasferirlo nella nuova banca per 80.000 euro, ovvero il debito residuo, per cui le condizioni iniziali devono rimanere uguali. E in questo caso è gratuito e si chiama surroga. E agisco
porto il mutuo da una banca a un'altra. Se invece io vado dalla mia banca e vado a rinegoziare, ovvero vado a ricontrattare quello che sono le mie condizioni di mutuo, per esempio ho avuto un calo del lavoro, chiedo una riduzione della rata e un allungamento dei tempi del mutuo, chiedo che mi vengano applicate perché so che la banca X mi farebbe così, vado dalla banca e gli dico guarda che là mi tolgono il 0,20 di spread, per cui mi verrebbe da pagare un po' meno durante tutta la vita del mutuo da adesso in avanti. Mi rinegozi le condizioni. Anche in questo caso la rinegoziazione è totalmente gratuita e serve appunto per rimodulare quella che è il contratto di mutuo. Senti, ma qua, a tua esperienza, poi sentiamo una telefonata, conviene rinegoziarlo ogni anno? Si può? Allora, se fai la surroga, sappi che le banche controllano il sistema interbancario, se si diventa surrogatori seriali. Okay. Per usare come era stato citato in un articolo del Sole, praticamente di solito una volta sola, la surroga. Mentre la rinegoziazione, ogni qualvolta che io vengo a conoscenza che ci possono essere delle condizioni migliorative, con la stessa banca posso rinegoziarlo. Quindi senza limiti? Senza limiti in linea di massima. Ma cosa vuol dire sapere che sono condizioni migliorative secondo te? Che ne so, le pubblicità delle banche che dicono, le pubblicità delle banche che dicono danno queste agevolazioni, che ne so, danno il tasso del 3%, io invece sto pagando il 5%, dicono come mai la mia banca è potere di negoziazione, il mutuo alla fine è vero che faccio un atto e mi dura per 15 anni, ma se le mie condizioni di mercato fanno sì che possa migliorare quelle che sono le condizioni di 10 anni fa per gli ultimi 5 anni, supponiamo, se il contratto è di 15 anni, è data la possibilità al mutuatario di poter agire. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Sì, allora chiamo dalla provincia di Venezia, vi sto seguendo. E già che oggi parlate di IMU di case, volevo una certezza in più da quel signore che sta parlando. E allora, posso parlare? Prego, dica pure, sì. E allora, sento, volevo una certezza in più e le espongo il mio caso. Io e mio marito siamo in comunione dei beni, abbiamo una casa unica. Sotto abitiamo io e mio marito, sopra abita mia figlia e la sua famiglia. Perché non mi va giù questa cosa, perché devo pagare l'IMU, perché mi fanno presente che abbiamo 2 case. Certo. Io non ho 2 case, io ho una casa unica. Abbiamo dato, però ci siamo tenuti, quando abbiamo fatto la costruzione dell'abitazione, abbiamo tenuto l'usufrutto. Capito? E allora pago io il mutuo e pago io l'IMU e paga anche mia figlia l'IMU. E questo va su una spesa. Allora, signora, vediamo se Graziano, posso fare una domanda, vediamo se ha senso. Ha due numeri civici questa casa? Fatto giusto. Beh, 17 io e 17 mia figlia, 17 a mia figlia. Però 17 A e B? No, non c'è A e B, abbiamo unica e basta, così ci è stato dato il numero. Allora, signora, ascolti Graziano, signora. Allora, sì, mi dica. Allora, innanzitutto il tutto decorre dal fatto che quando è stata catastata quella casa che lei dice è unica, catastalmente figura come 2 unità immobiliari distinte, perché sono 2 autonome unità immobiliari dal momento in cui le chiedono il pagamento dell'imposta. Lei ha detto che anche sua figlia paga l'imposta, non penso se lei è usufruttuaria al 100%. Che mia figlia deve pagare, così mi è stato, sono già un paio di anni che paghiamo l'IMU sulla seconda casa e ma mi sono lei paga, ma non la figlia. Le paga lei signora, però anche non la mia figlia. Anche mia figlia. Ma è usufruttuaria totale o parziale? Parziale. Ah, ecco. Allora sì. Allora quota. Sì, perché non voglio, quella volta non volevamo proprio regalo. E allora ci siamo tenuti l'usufrutto anche. Allora in quel caso sì, hanno ragione, perché non è né carne né pesce questa, perché praticamente ha 2 unità immobiliari, una è data in uso gratuito, che per l'uso gratuito bisognava vedere se si riusciva a dare. No, non abbiamo fatto uso gratuito, è stata intestata a lei, perché ci hanno fatto la proposta di fare uso gratuito. E allora? Ma noi non l'abbiamo fatto perché come ora andremo incontro a spese eccessive, capisce?
Allora non era conveniente l'applicazione della nuova normativa. Come che me l'hanno suggerita, ho capito. E di conseguenza la sua situazione rimane così. Infatti quando c'era il discorso di 2 anni fa, che c'era l'uso gratuito che aveva esentato totalmente la casa data al familiare di primo grado, la cosa era più conveniente. Adesso, un po' per ritirare i buoi all'interno del recinto, i comuni e la legge nazionale poi hanno definito le nuove condizioni, per cui ha solo una detrazione con quei determinati canoni che lei conosce. La sua condizione purtroppo è quella di molte persone che hanno lavorato per fare la casa anche per il figlio e che però si ritrovano pari pari nella sua stessa condizione. Comunque ufficialmente lei è titolare di 2 unità immobiliari. È per quello che lei deve pagare per questa e per quella. E poi c'è un incrocio di titolarità dato anche dall'usufrutto parziale che fa sì che sparigli un po' la cosa. Bene, quindi l'avevano suggerito in maniera corretta. Comunque queste parole che lei mi sta dicendo, le uguali che mi hanno detto qua in sono comune. le stesse. Va bene, la ringrazio, sa? Quindi lo teniamo qui, signore, bravo allora, lo teniamo qui allora. Va bene. Va bene, grazie, buongiorno. Sì, io penso, infatti, magari cogliamo l'occasione che la signora ha introdotto magari un argomento, anche questo di cui volevamo appunto accennare, al fatto che le figure che a volte vengono coinvolte, quando si va Graziano dal notaio o magari si va in banca, cioè sono figure diverse perché parliamo di mutuatari, di garanti, di proprietario, di nudo proprietario e chiaramente usufruttuario, come appunto è il caso della signora, e rispetto alla condizione questo fa scaturire chiaramente degli obblighi a livello fiscale diversi naturalmente. E infatti a volte anche quando si va dal notaio a sottoscrivere, magari dicevamo appunto con Graziano stamattina che a volte magari uno è proprietario al 50%, va dal notaio e dopo magari non sa se deve intestarsi il mutuo tutto io oppure dividerlo a metà, perché chiaramente poi il risvolto fiscale in sede di dichiarazione è chiaramente diverso, quindi magari non so, un cenno poi è succede interessante. anche spesso, cioè quando si ha a che fare con le persone magari di una certa età che decidono di donare tutto ai figli, però per tutelarsi mantengono l'usufrutto, sono convinti che loro non hanno più niente a che fare, invece è l'usufruttuario che dichiara tutto e quando arrivano di fronte a questa realtà, quando noi affrontiamo il discorso fiscale, cascano dal pero, perché giustamente quando vanno a fare l'atto il notaio parla della sua parte, non della parte fiscale e spessissimo le persone proprio ci rimangono male. Possiamo forse fare una carrellata delle tipologie, della nomenclatura praticamente che citava Monica, che cosa vuol dire e cosa comporta. Sentiamo la telefonata e poi le elenchiamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Ecco, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda a chi mi sa rispondere, più che altro una delucidazione. I miei genitori sono proprietari di una casa e hanno una casa adiacente molto vecchia e una volta c'era una stalla così. Mi sembra giusto che paghino come seconda casa, visto che è anche molto diroccata e sta cadendo a pezzi. Vabbè, certo, dipende. Allora, posso fare una domanda? Sì. Allora, questa che lei dice che era una stalla è stata poi cambiato, è stata fatta il cambio di destinazione d'uso e è diventata un'abitazione? No, questa era la casa nativa del papà e poi è rimasta stalla. Negli anni 70 hanno fatto la casa dove ora sono residenti e quella è rimasta una volta, quando il papà era ancora agricoltore, era uso attrezzi. Adesso che ha 84 anni, che non lavora più e ha venduto tutto, è là inagibile, però da un po' di anni la pagano come seconda casa. Direi che come seconda casa almeno ci dovrebbe essere. Ma è accatastata come stalla, ricovero attrezzi o casa? Adesso mi prende un po' la sprovvista. Perché è questo che fa la differenza, perché se è un ricovero attrezzi o una stalla
poco si può fare. Se invece fosse accatastata come abitazione, se c'ha i requisiti, si può chiedere il numero ce l'ha, perciò penso sia abitazione, perché allora il numero civico l'abbiamo ottenuto. Benissimo. E allora se abitazione dovrebbe chiedere al tecnico di fiducia se per caso gli può fare una domanda per l'inagibilità, per cui l'imposta verrebbe abbattuta al 50%, però sa che se l'immobile è inagibile, dopo per renderlo agibile bisogna fare dei lavori molto pesanti e bisogna valutare la convenienza economica di questa cosa. Eventualmente se lei non so dove risieda, però se vuole passare presso i nostri uffici con la posizione dei suoi genitori, si può fare una valutazione di quello che possono essere i pro e contro economici, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista delle imposte comunali, per vedere di migliorare un po' questa posizione di tasse che sta pagando sull'immobile. Sì, anche perché sento parlare di è una abbastanza anche alta, elevata per 2 pensionati, insomma. È chiaro. Faccia questa verifica secondo noi negli uffici, così poi scopre che fare. Accatastata come abitazione o come stalla o come ricovero attrezzi. Va bene. Che fa la differenza. Bene, grazie. Esatto. Grazie, arrivederci. Questione agibilità o meno, insomma, se poi conviene nel lungo periodo. Prima dell'elenco, pubblicità e poi ci rivediamo tra poco. 13.51, ultima parte di ore 13 oggi, quindi sentiremo altre telefonate, approfittatene per gli ultimi minuti. Dunque, questo elenco che dovevamo fare di tutti, la nomenclatura della casa, allora, che c'è? Il proprietario, certo. Il proprietario per antonomasia ha tutti i diritti sull'immobile, per cui deve anche pagarci le tasse, ha anche il dovere di pagarci le tasse. Il nudo proprietario è il proprietario del bene, ma l'uso lo dà un'altra persona. Se io sono nudo proprietario e Giuliana è usufruttuaria, io ho la nuda proprietà, lei che ha l'uso, il diritto d'uso del bene con l'usufrutto, pagherà le tasse lei e io non le pago. Se una scadenza nuda proprietà, a parte ovviamente il solito è alla morte del proprietario. L'usufrutto non viene mai dato a scadenza, è con la morte dell'usufruttuario. Eventualmente c'è addirittura un diritto di accrescimento se c'è un coniuge che viene redatto nell'atto e per me, dopo di me, il coniuge praticamente, in modo da poter estendere una sorta di diritto di abitazione del coniuge superstite, in modo da poter allungare oltre la vita dell'usufruttuario. Poi per quanto riguarda il contratto di mutuo, e questo è molto importante perché ne va della detraibilità, è il mutuatario, che è colui che sottoscrive e ha i diritti e i doveri, può prende in prestito il capitale e può detrarsi gli interessi. Il garante invece è colui che dà la firma o un capitale in garanzia al fine che il mutuatario riceva il mutuo. Però il garante, in qualità di garante, siccome non è un contraente del mutuo, non è una parte attiva del mutuo, è solo un firmatario a titolo di garanzia, non può portare in detrazione nulla. Alle volte succede che marito e moglie vanno dal notaio e la moglie, che doveva fare solo da garante perché porta solo un capitale e non ha redditi da detrarre, oppure due fratelli, uno dei due fratelli fa da garante l'altro e non ha la titolarità degli immobili perché è il fratello magari più piccolo che se lo compra, il fratello più grande gli fa la firma, viene messo come mutuatario anche il fratello che non ha la titolarità del bene, viene persa la detrazione del 50% del mutuo in quel caso, perché è solo il mutuatario. Perché alle volte non viene specificato che è solo garante invece che mutuatario. Cioè non c'è non si capiscono, oggi non ho capito. C'è un fraintendimento tra la parte, tra i clienti e il notaio di quelle che sono le volontà, oppure viene redatta la bozza, la minuta del contratto di mutuo in maniera veloce, perché di solito viene redatta, non viene riletta e l'errore permane, viene trascritto sull'atto. Quindi se sei garante devi essere garante non mutuatario anche tu, perché sennò poi si perdono agevolazioni. Il suggerimento è quello di passare, perché sono due cose distinte, il notaio fa l'atto, redige l'atto e ha la normativa chiaramente presente relativamente alle imposte e a determinate cose, all'aspetto giuridico. Il fiscale è un altro aspetto, quindi magari la persona che deve andare dal notaio per sottoscrivere l'atto, prima si informa su quella che è la condizione, come diceva Graziano, della titolarità del diritto che ha sul bene e capisce la distinzione tra marito o moglie o chi deve fare da mutuatario per andare dal notaio e ha le idee chiare e gli dice al notaio cosa fare, non che il notaio che suggerisca delle cose che dopo in realtà poi la parte fiscale oggi ce l'ha con i notai, No, con i notai, come no? Sì, è la seconda volta. Telefonata, pronto?